I servizi sanitari nel veneziano a rischio a causa della gravissima carenza di personale specialistico a fronte delle autorizzazioni concesse dalla Regione, insufficienza che arriva fino a quasi il 10% per medici e infermieri. È proprio così, a fronte di 432 autorizzazioni che la Regione ci ha dato come azienda 3 Serenissima al 31 dicembre del 2018, ne abbiamo soddisfatte una piccola parte, ne abbiamo soddisfatte 150, ce ne mancano ben 279. Di questi 279, 128 sono medici e 130 sono infermieri, quindi numeri importanti, numeri che ci preoccupano e che ci fanno, come dire, percorrere tutte quelle che sono le possibilità che la normativa ci dà per garantire i servizi. Però il problema c'è ed è molto grave. Situazione che potrebbe aggravarsi anche per i prepensionamenti dovuti alla cosiddetta quota 100. Noi abbiamo fatto una prima stima per capire quanto potrebbe essere il personale interessato, abbiamo fatto una stima di 200 persone che hanno i requisiti in questo momento per accedere a quota 100. Poi dovremmo vedere quante di queste 200 persone effettivamente usufruiranno di questa possibilità. Ecco che allora l'ULSS veneziana corre ai ripari per garantire i servizi, assume a tempo determinato i medici liberi professionisti, cioè non dipendenti dall'azienda ospedaliera. Di seguito i settori con le maggiori criticità. L'anestesia e rianimazione. Poi abbiamo dei grossi problemi con il pronto soccorso, dei grossi problemi con gli ortopedici, con i radiologi, con i pediatri. Direi quasi tutte le specialità hanno difficoltà, ma in particolare queste. Azienda ospedaliera che auspica presto nell'attuazione dell'autonomia del Veneto per un miglior reclutamento della procedura concorsuale e della formazione dei medici, solo per citare alcuni dei punti normativi da modificare. L'autonomia potrebbe darci una mano in questo senso, sviluppando dei percorsi che ci consentono una maggior flessibilità nelle assunzioni e quindi nel garantire i servizi.